Buongiorno a tutti e benvenuti all'evento Le competenze digitali della PA, come cogliere l'opportunità del Recovery Fund. Abbiamo organizzato questo incontro nell'ambito del ciclo di incontri che promuoviamo con la coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali per fare il punto su un tema caldissimo che è quello delle competenze digitali nella pubblica amministrazione. Più che nel passato il tema delle competenze digitali è un tema importantissimo perché il digitale è diventato ormai un trasversale a diversi ambiti della nostra vita, non riguarda solo i servizi della pubblica amministrazione, ma riguarda un po' tutte le attività. Oggi ci occuperemo in particolare del digitale e dello sviluppo delle competenze digitali nella pubblica amministrazione, lo faremo con un panel di relatori a livello nazionale, quindi ringrazio in particolare il dottor Stavro Angeletti del Dipartimento della Funzione Pubblica che è qui presente con noi, Giuseppe Iacono del Dipartimento della Trasformazione Digitale, Paola Borza e Nicola Villa del Trentino School of Management, che assieme a noi ragioneranno assieme sul tema della mattinata in modo tale da costruire una visione anche condivisa e collaborativa su come investire sul futuro delle competenze digitali della nostra pubblica amministrazione. Prima però di entrare nel vivo dell'incontro di oggi, lascerei la parola all'assessore all'agenda digitale della Regione Veneto, al nostro assessore Francesco Calzavara, che ci porta non solo dei saluti istituzionali, ma ci fa un po' anche il quadro delle principali iniziative della Regione sul tema. A lei, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi di salutare i partecipanti a questa giornata di lavoro, ringraziando in particolar modo i colleghi della PA che hanno trovato in un momento difficile per tutti quello che stiamo vivendo. Insomma, la pandemia sicuramente ci sta creando dei problemi nella quotidianità, ma hanno trovato il tempo per dedicare qualche ora della loro giornata a questo importante appuntamento, e in particolar modo gli operatori della sanità, degli IPAB, dei comuni, di tutti quelli che in questo momento stanno con il loro sforzo garantendo comunque la funzionalità degli enti, la funzionalità dei servizi che vengono erogati da tutta la pubblica amministrazione. È una giornata importante per la Regione del Veneto perché crede in questo progetto e lo crede continuando ad investire anno dopo anno verso una infrastrutturazione digitale del nostro territorio. Nel corso di questi ultimi anni io arrivo da poco a ricoprire questo ruolo e quindi ne sto scoprendo giorno per giorno quello che è stato fatto e che si farà nel corso dei prossimi mesi, che saranno mesi estremamente sfidanti, perché il tema del Recovery Fund è un tema centrale di quelle che saranno probabilmente le linee maggiormente finanziate dalla Comunità Europea. Ecco che allora di questi due colori di cui si parla quotidianamente, il verde della sostenibilità e il blu dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, su questo tema io credo che bisogna essere capaci e pronti di sfruttare questa opportunità, che ci permetterà da questo punto di vista di dare sempre di più l'idea che ci siamo fatti a livello regionale, che alcuni progetti che sono stati portati avanti nel corso di questi anni, penso ad esempio l'identità digitale con lo SPID, i pagamenti telematici col MyPay, piuttosto che i servizi al cittadino col MyPortal, possono dare, dicevo, sempre di più questa idea di una smart governance regionale che può avere le dimensioni adeguate per iniziare ad avere quella che riteniamo possa essere la centralità di una regione nella capacità di avere sia la raccolta del dato, del big data, sia la capacità, e lo dovrà sviluppare nel corso dei prossimi anni, di analizzare questo big data, dando la possibilità di avere elementi predittivi che credo possano essere un elemento qualificante di quello che farà la Regione nel corso dei prossimi anni, dando strumenti alle pubbliche amministrazioni che molto probabilmente in alcuni casi dimensionalmente non sono in grado di poterli avere, elementi, dati e anche prospettive per scelte che si possono fare per il proprio territorio, per la propria pubblica amministrazione. Ecco, questo credo che potrebbe essere una sfida forte nei prossimi 5 anni per capire dove si porterà l'intelligenza artificiale, dove si porterà il 5G, dove si porterà la banda ultralarga, se mai arriverà in questo paese.
Credo che tutto questo sia vero, nel senso ci crediamo, ma è inutile fare un grande contenitore se poi dentro non ci metti l'uomo, e quindi se non dai all'uomo, alla persona che deve poi in qualche modo essere partecipe e condividere questo percorso, i giusti strumenti, la giusta competenza, la capacità, ma anche secondo me da questo punto di vista sarà un lavoro da fare all'interno delle pubbliche amministrazioni, far comprendere come il ruolo anche delle piccole amministrazioni dell'ICT sarà un ruolo centrale nel corso dei prossimi anni, proprio perché queste competenze digitali devono essere messe a disposizione in primis da chi probabilmente ne ha fatto anche un percorso di vita, ma poi estenderle il più possibile a tutta la componente della pubblica amministrazione che possa utilizzare gli strumenti che verranno via via implementati. I dati del DESI europeo, indice della digitalizzazione della società e dell'economia, indicano che l'Italia è caratterizzata da una significativa carenza di competenze digitali tra la popolazione. Secondo Eurostat, solo il 42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno a livello base. In Europa è il 58%, con un impatto rilevante sull'utilizzo dei servizi digitali. L'Italia inoltre è agli ultimi posti tra i paesi europei per l'uso di Internet, con il 17% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni che non ha mai navigato in rete. Dato che mi ha sorpreso perché uno immagina che gli italiani siano costantemente tra il computer e il telefonino appesi alle informazioni o ai social, e poi magari capisci che così non è. Insomma, siamo ancora indietro, siamo probabilmente questo legato anche alla connettività, a tutta una serie di problemi che il nostro paese sta pagando in termini di arretratezza digitale. I dati indicano inoltre che solo l'1% dei laureati italiani possiede un titolo in ambito ICT, è la peggior posizione in Europa, e che la percentuale di specialisti ICT, sebbene sia aumentata nel tempo e abbia raggiunto il 3,6% dell'occupazione totale, è ancora lontana dalla media europea che è del 4,2%. Rispetto ai laureati ICT, il gap tra domanda e offerta sta crescendo, con una carenza di 5.100 unità per i laureati, pari al 35% delle esigenze. Ecco che allora le competenze digitali costituiscono quindi un asset strategico fondamentale per la crescita sociale ed economica, ottenibile solo se si realizzano quei interventi di sistema. Nella sfida del cambiamento e della modernizzazione, la pubblica amministrazione può e deve svolgere un ruolo importante come volano per la generazione di un circolo virtuoso per lo sviluppo delle competenze digitali, composto dal sistema dei cittadini amici, delle comunità della PA, dell'accademia, del mercato ICT e più in generale dal sistema delle imprese del nostro tessuto economico. In questa giornata, nel pomeriggio, mi pare di capire, ho visto dal programma, si svolge l'incontro annuale della Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali nel Veneto. E nel pomeriggio si terrà l'assemblea annuale della coalizione e sarà l'occasione per fare il bilancio di quest'anno e soprattutto per condividere iniziative per il prossimo anno. Un'aggregazione di circa 60 enti, scusate ma il Covid colpisce ancora, e circa 200 operatori della PA, i leader, specializzati sui temi della trasformazione digitale della PA e sul superamento del digital divide, si sviluppa, e oggi festeggiamo il 3° anno della costituzione della coalizione. Solo nel corso di quest'anno sono stati organizzati oltre 30 incontri che hanno coinvolto circa 400 amministrazioni e oltre 2.000 operatori della PA. Colgo quindi l'occasione per ringraziare i nostri leader, per tutti il Presidente della Coalizione, il Dottor Carlo Rapicauli, per l'impegno profuso. Abbiamo voluto progettare l'iniziativa odierna anticipando l'evento di questo pomeriggio con un approfondimento, invitando a un confronto dei prestigiosi relatori, quindi anche per me è l'occasione per ringraziare il Dottor Sauro Angeletti, il Dottor Giuseppe Iacono, la Dottoressa Paola Borz, che credo abbiano le competenze per arricchire la giornata di oggi e dare degli spunti che sicuramente saranno interessanti. Il contributo che vorremmo chiedere ai nostri ospiti riguarda un confronto sulle modalità e sulle possibili soluzioni per investire sul capitale umano degli operatori della PA e in particolare sulla dorsale di innovazione costituita dai nostri leader. Per la Regione del Veneto risultano strategiche le seguenti linee di intervento:
la riqualificazione delle risorse interne alla PA, i leader, il reclutamento di nuove competenze digitali da inserire nella pubblica amministrazione, l'impegno a promuovere la costituzione nel Veneto di un'importante presenza di iniziative di alta formazione per specializzare competenze digitali orientate alla trasformazione digitale della PA. Ecco, questi sono gli obiettivi che credo porteremo avanti nel corso di questi anni attraverso tutto quello che si sta muovendo sia nella realizzazione dell'agenda digitale del Veneto, che è un percorso che ci siamo dati, e sia, come dicevo all'inizio, con quello che oggi le opportunità del Recovery Fund ci danno e che devono darci anche la capacità di avere fantasia da questo punto di vista e di utilizzare le risorse che saranno a disposizione proprio per mettere al centro le competenze digitali e la digitalizzazione in uno dei grandi processi di trasformazione del nostro Paese nel corso dei prossimi anni. Su questo credo che sia da fare anche molta informazione e valorizzazione del ruolo delle ICT all'interno della pubblica amministrazione. Ecco, la sensazione, ed è un lavoro che mi piacerebbe poter portare avanti a partire dalla Regione del Veneto, è proprio quello di dare centralità a questo servizio, che non venga percepito come quello che va quando il computer non funziona per attaccare una spina o per cambiare una presa USB, ma deve essere invece percepito come la centralità di quelli che potranno essere i servizi che le pubbliche amministrazioni in futuro daranno, proprio perché la convergenza del dato all'interno di un unico aggregatore di dato creerà quella centralità tale che in regione permetterà di avere le informazioni regionali, ma poi questo potrebbe essere tranquillamente declinato anche a livello delle pubbliche amministrazioni, in maniera che anche lì si dà la giusta rilevanza a chi avrà modo di occuparsi all'interno delle pubbliche amministrazioni di questo settore. Con questo auspicio vi lascio, vi auguro una buona giornata e un proficuo lavoro, facendo notare che uno degli effetti deleteri, almeno per il momento, di questa digitalizzazione e sicuramente anche della pandemia, è avere 3 call contemporaneamente dove ognuno si offenderà perché l'assessore arriva in ritardo e non è puntuale. Quindi questo è l'effetto deleterio, ma cercheremo da questo punto di vista di creare anche in futuro una sorta di regolamento su come si convocano i convegni e le presenze. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie all'assessore Calzavara, grazie per essere in realtà venuto da noi puntuale, anche in questo la ringraziamo per essere stato qui, anche per gli spunti che ci ha dato. Possiamo sempre puntare alla clonazione, quindi per partecipare a più videoconferenze in contemporanea. Dopo l'intervento introduttivo dell'assessore Calzavara, lascerai la parola quindi a Idelfo Borgo, direttore della direzione ICT e agenda digitale della Regione Veneto, che ci fa un po' il punto più in dettaglio dell'attuale strategia regionale sul tema dello sviluppo delle competenze digitali, immagino occupando sia di quello che stiamo facendo nell'ambito strettamente dell'amministrazione regionale, sia quello che in parte ha già citato anche prima l'assessore in ambito sul territorio col tema della coalizione digitale. Grazie a tutti, ringrazio di essere qui presenti tutti quanti. Mi scuso se sono arrivato in ritardo, ma come vedete dalle spalle del mio sfondo che ho alle spalle, non solo del mio ufficio, ma c'è un luogo molto ben conosciuto, ahimè, in questi giorni. No? E, nel frattempo cerco di condividere un attimo una presentazione e vediamo se riusciamo. Ok, dovrei esserci. Allora, prima di parlare un po' di tutte le strategie, diciamo, della Regione del Veneto, vorrei fare una piccola riflessione, visto che ho preso un po' dello spunto dal titolo di questa giornata, no? Il Recovery Fund, in quale direzione possiamo e dobbiamo andare? Allora, si legge quello che leggiamo nel Recovery Fund, che in ogni caso c'è un 20% che dovrà essere destinato alla digitalizzazione. Tutto il restante invece del Recovery Fund dovrà essere investito sui progetti che in ogni caso devono contribuire a rendere l'economia più resiliente e più dinamica, no? Con anche una particolare attenzione alla protezione e all'ambiente.
facendo riflessione di che cosa stiamo parlando, se non vogliamo scadere poi nella banalità di cominciare a parlare di decrescita felice o altre situazioni del genere, in realtà quando si parla di resilienza, dinamismo, protezione per l'ambiente, si pensa sempre a soluzioni tecnologicamente avanzate. Nelle soluzioni tecnologicamente avanzate, chi è che fa la parte del leone? Sempre la digitalizzazione, l'informatizzazione, la digitalizzazione di processi. Quindi in realtà stiamo parlando che all'interno del Recovery Fund si sta spingendo sempre di più verso un mondo sempre più digitale. Ma c'è anche un ma, che mi verrebbe appunto, che facevo riflessione in questi giorni, è che c'è il rischio che il digitale possa essere visto come il fine, mentre invece dobbiamo renderci conto che il digitale è uno strumento, non è un fine. È per questo che dobbiamo pensare di investire non solamente in tecnologie, ma sul capitale umano. Ed è su questo quello che appunto dove stiamo parlando oggi. No? La strategia della Regione Veneto in realtà ha un doppio binario, no? Ovviamente, perché poi anche la Regione del Veneto è un'amministrazione all'interno della quale ha una macchina amministrativa che deve in qualche modo evolvere e anche rendersi sempre più digitale. No? E quindi ha un filone interno ovviamente per la digitalizzazione dei servizi interni e delle competenze interne, e un altro filone anche verso chiaramente il territorio sul quale fare un governance. Faccio una piccola parentesi su cosa stiamo facendo in Regione Veneto, visto che anche abbiamo qui presente con noi anche dei grandi attori che ci aiutano a portare avanti questa strategia. Parlo del Dipartimento della Funzione Pubblica nella figura del dottor Angeletti. No? E a luglio del 2020 la Regione Veneto ha adottato una delibera sul quale si è dato un mandato nel 2020 di fare tutto un insieme di azioni. Ovviamente era il periodo del luglio, il periodo del lavoro agile, per cui in realtà è stato incentrato un po' sul fatto di facilitare il lavoro agile e sul quale quindi dover adottare un regolamento sul lavoro agile, fare un'analisi di processi chiave che dovevano essere digitalizzati al fine di rendere più competitiva la macchina amministrativa, soprattutto per rendere più competitivo un territorio che in questo momento qua ce lo stava chiedendo. E terzo elemento, terza linea, una linea d'azione formativa sul capitale umano della regione, a partire in primis dalla parte dirigenziale per poi passare a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Un piano formativo chiaramente legato a valorizzare e investire sulle skill digitali. Abbiamo già iniziato questo piano, diciamo, questo percorso formativo, grazie anche, appunto, come dicevo, al grosso aiuto che ci sta dando il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un progetto, il progetto Syllabus, che prevede che cosa? Prevede in questa prima fase di analizzare e cercare di capire qual è lo stato di formativo, le esigenze formative in questa prima fase chiaramente di dirigenti, somministrando tutto un insieme di questionari per capire lo stato di digitalizzazione, di informatizzazione e per cercare di capire anche poi sui punti più deboli dove investire per ciascun dirigente. Quindi siamo su una fase in cui stiamo cercando di valorizzare il capitale umano su quello che sono proprio le skill digitali, che sono un elemento fondamentale per riuscire poi a raggiungere gli obiettivi che ci stiamo ponendo all'interno appunto di questa delibera che citavo poc'anzi. In realtà però oggi stiamo parlando, visto che oggi la maggior parte della platea è legata e principalmente lavora sul territorio, stiamo parlando della seconda linea d'azione che la Regione Veneto sta investendo, e quello appunto sulla coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali. Vado su questa slide che mi piace un po' di più, questa forma piramidale. Che cos'è questa rete? È una rete che racchiude che cosa? Racchiude 3.000, come diceva prima anche l'assessore, 3.000 operatori della PA, per arrivare poi a 250 operatori che sono dedicati esclusivamente e portano la loro esperienza per trasformare digitalmente la pubblica amministrazione all'interno delle loro amministrazioni, e con 150 operatori della PA selezionati proprio per la loro esperienza anche nell'assistere i cittadini, perché poi non ricordiamoci che quando si parla di digitalizzazione, di leadership nel digitale, parliamo degli operatori della pubblica amministrazione, ma non dimentichiamo sempre quell'obiettivo finale, che è quello di erogare servizi digitali ai cittadini e alle imprese, che racchiude poi una comunità anche di una sessantina di pubbliche amministrazioni.
Cosa abbiamo fatto in queste campagne annuali? Abbiamo fatto tutto un insieme di interventi, i gruppi di approfondimenti, i gruppi tecnici di animazione, che hanno visto 6.000 presenze in tutti questi momenti formativi sul territorio. All'interno poi di questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto anche un lavoro che è destinato ovviamente a cercare di superare chiaramente e trasformare digitalmente la pubblica amministrazione, perché è un aspetto fondamentale poi che la trasformazione digitale dei processi, che va proprio nell'ottica anche di non dimenticare poi quello che è l'obiettivo finale e che è il cittadino stesso. E quindi i due filoni sui quali ci si sta impegnando in questa coalizione è, da un lato, sviluppare le competenze degli operatori della pubblica amministrazione, perché sono loro, mi metto anch'io, siamo noi che sviluppiamo i servizi digitali. E ricordiamoci che poi nel sviluppare i servizi digitali servono anche quelle competenze per capire che i servizi devono essere orientati non certamente ai nostri interessi, ai nostri fabbisogni, ma ai fabbisogni fondamentalmente dei cittadini. E da lì i due filoni è quelli di cercare anche di aiutare i cittadini a superare quel digital divide che in questo momento c'è. Non dimenticandoci però che, se molto spesso parliamo anche di digital divide del cittadino, non è solamente perché c'è una difficoltà, c'è un limite sulle competenze digitali, ma c'è anche un limite sulla qualità dei servizi digitali che noi come pubblica amministrazione sviluppiamo, perché poi spesso i servizi digitali non vengono utilizzati non perché il cittadino magari non ha competenze digitali, ma forse spesso anche perché noi come pubblica amministrazione non siamo in grado di sviluppare dei servizi che siano facilmente utilizzabili dai nostri cittadini. Cosa facciamo? I scenari poi che ci vedono poi coinvolti per il futuro. Allora, da un lato c'è tutto quel percorso che dicevo di riqualificazione delle competenze interne della pubblica amministrazione, degli operatori che sono poi i primi, che sono quelli che ingegnerizzano i servizi per il nostro cittadino, e quindi un sviluppo non solamente delle competenze, ma anche un sviluppo anche del ruolo. Non dimentichiamoci poi che per quanto riguarda, si parla sempre di digital skill, ma nella formazione dobbiamo dimenticare che ci sono tantissimi skill che non sono competenze informatiche, ma sono anche competenze di saper anche proiettare, trasmettere all'interno della propria amministrazione tutto quello che serve per poter digitalizzare i processi. Da un lato, quindi, partiremo anche con un reclutamento, e questo è un aspetto che, tra l'altro, devo dire, mi preoccupa non solamente come Regione Veneto, come governance del territorio, ma anche internamente, anche come amministrazione, perché il reclutamento, e quindi significa la disponibilità a trovare persone che abbiano capacità e competenze, è un dramma veramente per la pubblica amministrazione, perché spesso dobbiamo scontrarci con un territorio con un ecosistema, diciamo, di economia che spesso è molto più competitivo di noi verso il reclutamento, perché ovviamente la pubblica amministrazione ha un limite fondamentale, che le persone chiaramente vengono pagate tutte allo stesso modello, allo stesso livello. E quindi c'è una grossa difficoltà a trovare personale competente. Su questo però non dobbiamo cercare anche di impegnarci poi per sviluppare le competenze anche internamente, perché il tema della PA digitale è un tema fondamentale per cercare di sviluppare quei servizi digitali. Non dimentichiamoci anche una cosa però, e su questo lo dico anche contro me stesso, che mi ritengo un informatico fondamentalmente. Per poter digitalizzare i servizi dobbiamo cercare di capire che abbiamo sì necessità di skill digitali, ma non vorrei poi che scadessimo nel pensiero che necessitiamo esclusivamente di informatici. Io vorrei sfatare il fatto che la digitalizzazione dei servizi la si fa esclusivamente con degli informatici. Io piuttosto ritengo il fatto che dobbiamo avere dei bravi operatori con le alte competenze di dominio che comunque abbiano quel set minimo di skill digitali per poter trasformare digitalmente i processi che in questo momento qua sono analogici. Io ho finito la mia presentazione, vi ringrazio di essere presenti qui oggi, lascio ovviamente ai colleghi presenti di continuare questo evento. Grazie a tutti ancora.
Grazie al dottor Borgo per aver declinato queste due grandi importanti strategie della Regione Veneto, sia nell'ambito interno con questo percorso col syllabus, con i direttori della Regione Veneto, ma che poi verrà esteso un po' a tutto il personale, e l'attività verso il territorio sul tema delle competenze digitali della coalizione col focus di leader. Avvierei adesso questa tavola rotonda proponendo di come ci siamo in qualche modo, abbiamo già definito di fare magari due passaggi nei prossimi 45 minuti. Partirei direttamente col dottor Sauro Angeletti del Dipartimento della Funzione Pubblica, il direttore dell'Ufficio Innovazione Amministrativa, Sviluppo Competenze e Comunicazione, che dovrebbe essere collegato con noi perché lo vedo. Chiedo magari al dottor Angeletti se riesce ad attivare la telecamera. Buongiorno, il microfono è attivato, la telecamera si sta attivando. Chiedo scusa, ma... Dottor Angeletti, intanto grazie di essere qui perché so che sono giornate impegnative, tra cui, se non abbiamo visto male, proprio ieri avete anche presentato assieme al Ministro Pisano il piano operativo sulle competenze digitali, quindi siete in pieno fermento. Se riesce a darci una panoramica delle principali iniziative che il Dipartimento della Funzione Pubblica, assieme ovviamente al vostro Ministro, al Ministro della Funzione Pubblica e in stretta collaborazione col Ministro Pisano, state portando avanti o avete in cantiere per i prossimi mesi? Certo. Allora, chiedo scusa, ma spero che voi mi sentiate. Io sto tentando di condividere una traccia che sarebbe stata utile per la nostra presentazione, ma nel mentre lo faccio il PC mi si blocca e quindi in questo momento non ci sto riuscendo. Non si preoccupi, perché sarebbe stato diciamo, più efficace, però pazienza. Forse questo è un segno che io stesso devo rafforzare le mie competenze digitali, oppure che le competenze digitali si sposano con una tecnologia che deve essere più alla portata di tutti. Scherzo. Allora, intanto grazie per questo invito e per questa opportunità diciamo di illustrare il punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche le cose che il Dipartimento sta facendo in collaborazione con le amministrazioni pubbliche. Io parto dall'ultima considerazione che ha fatto il collega e il dottor Borgo, e cioè vado un pochino apparentemente fuori tema. Noi ci occupiamo in questo approfondimento del ruolo degli leader, ma allo stesso tempo non dobbiamo trascurare quelli che possiamo chiamare forse gli follower, cioè chi c'è dietro ad un professionista che nelle amministrazioni pubbliche esercita un ruolo guida nello sviluppo delle competenze nella trasformazione digitale. Il tema delle competenze digitali ovviamente è al centro di tutte le strategie di innovazione delle amministrazioni pubbliche e in particolare dello sviluppo del capitale umano. Inutile che io vi faccia perdere del tempo sottolineando questo aspetto, ma diciamo vorrei evidenziare solo alcuni link che per noi sono fondamentali. Intanto il tema della digitalizzazione delle competenze digitali a supporto della semplificazione amministrativa. Le competenze digitali sono da questo punto di vista un fattore abilitante per la reingegnerizzazione e la semplificazione dei processi, che è l'aspetto qualificante del miglioramento dei servizi per cittadini e imprese. Le competenze digitali e la digitalizzazione hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo di nuovi modelli di lavoro pubblico, penso in particolare allo smart working e in particolare anche per le politiche di trasparenza e di partecipazione. Questo è il terzo link fondamentale tra competenze digitali, tecnologie e sviluppo della capacità. Scusi, mi dicono dalla regia che dovrebbe togliere la condivisione, se no vedono sempre me, più che lei. Sì, se io riuscissi a toglierla, ho il PC in questo momento bloccato e quindi non so come intervenire. Mi dispiace. Allora non importa.
Mi dispiace, però il PC non mi consente di fare altro. Chiedo scusa. No, continuiamo così, allora poi eventualmente troviamo una soluzione. Sì, capisco che non è molto efficace. La cosa che vi posso proporre è di interrompere questo intervento, se vogliamo lasciare la parola agli altri partecipanti alla tavola rotonda e poi faccio il mio, se vogliamo risolvere questo problema tecnologico. Se no non posso che andare avanti in questo modo, perché il PC non mi fa fare al momento alcuna operazione. Vuole che proviamo allora, si vuole disconnettere un secondo e così magari lascio la parola intanto a Giuseppe Iacono? Proviamo a fare così? Proviamo in questo modo, grazie. Chiedo scusa a tutti. Lei la attendiamo allora fra pochi minuti, vediamo se... Perfetto, vediamo se sto connettendo, dottor Angeletti. Intanto chiedo al dottor Iacono, a Giuseppe Iacono del Dipartimento della Trasformazione Digitale e coordinatore del progetto Repubblica Digitale, di tenersi pronto, ma lo vedo già pronto. Ciao Nello. Ciao. Ok. Ti lascerà a te la parola e quindi abbiamo un po' invertito l'ordine, ma come dire, il risultato non cambia. Ok, allora inizio io e spero di avere più fortuna con la condivisione dello schermo. Sicuramente sì, se tu riesci in qualche modo a darci un po' una panoramica su questo progetto molto interessante che è Repubblica Digitale e a capire un po' quali sono le iniziative che state portando avanti in questo periodo. Certamente, grazie. Spero che vediate e presento molto rapidamente quello che abbiamo già anticipato ieri in un evento organizzato insieme alla Commissione europea, a cui ha partecipato appunto la ministra Pisano, oltre che la dirigente dell'unità della Commissione europea che si occupa proprio delle competenze digitali. E diciamo che la partenza del discorso è quella che ha già diciamo così avviato l'assessore all'inizio di questo webinar, ed è la situazione, ovviamente con dati del 2019, sappiamo già da anticipazioni anche di rilevazioni che ci sono state da parte anche del Censis, che ci sono sicuramente dei miglioramenti e dei progressi forzati, diciamo così, nel corso del 2020. Però insomma i dati del 2019 fotografavano una situazione abbastanza diciamo così in ritardo da parte dell'Italia, diciamo su tutte le fasce di popolazione. Questa è una scheda estratta dal rapporto Istat cittadini ICT, dove si vede che appunto nella fascia tra 16 e 74 anni, però vedete regolarmente in tutte le fasce, se prendiamo le persone che utenti di internet, quindi quelli che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi, c'è una percentuale di persone con competenze digitali di base diciamo non adeguata, non sufficiente per governare la propria presenza sulla rete in modo efficace, adeguata, sicura, quindi con una consapevolezza digitale che è molto ancora da raggiungere. Come vedete la fascia rossa sulla sinistra, nel grafico sulla sinistra, indica proprio le persone che hanno competenze digitali basse, e come vedete nella fascia già da 45 a 54 anni si va quasi alla metà, quindi diciamo che da una fotografia di questo genere si vede che insomma
la presenza in internet è insicura e sicuramente da incentivare, da incrementare anche come consapevolezza per più della metà della popolazione. Se andiamo ai numeri, questo cosa significa? Significa che ci sono circa 26 milioni nella fascia 16-74 anni che non hanno competenze digitali almeno di base e tra loro ci sono 11 milioni che non utilizzano internet, ma 15 milioni sono utenti di internet e quindi è una popolazione che in questo momento è a forte rischio anche di truffe piuttosto che di essere comunque incapaci di utilizzare i servizi digitali con efficacia. Dall'altra parte abbiamo una fascia verde però ancora non sufficiente e minoritaria di 17 milioni che hanno competenze digitali di base, e tra queste 9 milioni le hanno avanzate. Quando parliamo di competenze digitali parliamo di una misurazione che è legata al framework europeo Digicomp, che in qualche modo sta dando anche una possibilità di standardizzazione del concetto di competenza digitale, che non è competenza informatica, non è capacità di utilizzare i device, ma molto di più è capacità appunto di comprendere ciò che circola in rete, quindi riuscire criticamente a non essere, diciamo così, soggetti a disinformazione, a fake news, e dall'altra parte essere in grado appunto di utilizzare la rete nella vita quotidiana e per il lavoro. Cosa ha suggerito la Commissione europea in questi anni? Diciamo che annualmente siamo partiti qui in questa slide dal 2018, annualmente ci ha chiesto di definire una strategia globale dedicata alle competenze digitali, organica, che mettesse insieme tutte le aree di evoluzione della strategia. Soltanto nel rapporto di quest'anno, del 2020, nonostante i dati appunto fossero quelli che abbiamo visto, poiché appunto nell'interlocuzione ci hanno un po' seguiti nell'evoluzione, nella definizione della strategia nazionale, non ha ovviamente messo in evidenza questo problema perché stava per essere approvata la strategia, ma comunque ci ha chiesto di andare avanti e di procedere in maniera abbastanza significativa e consistente sul percorso che avevamo intrapreso. Sulla base di quei dati, di quella situazione, è nata l'iniziativa Repubblica Digitale, e Repubblica Digitale in un anno e mezzo, diciamo così, ha portato a una situazione in cui possiamo vedere gli obiettivi di cambiamento anche significativi con un certo ottimismo, con un certo effettiva possibilità di raggiungimento. Cos'è Repubblica Digitale? È l'iniziativa strategica nazionale che si occupa di tutto il tema delle competenze digitali, quindi dall'analfabetismo digitale, inclusione digitale, fino anche allo sviluppo degli skill necessari per nuove figure professionali, per il lavoro, quindi abbraccia effettivamente tutto lo spettro delle competenze digitali. Nasce a maggio 2019 come call for action per mettere insieme un po' coloro che già stavano facendo iniziative nel pubblico e nel privato sul fronte delle competenze digitali, dopodiché entra nel piano strategico della ministra Pisano Italia 2025 a dicembre 2019 e inizia a strutturarsi ad ampliare anche gli obiettivi e il raggio d'azione, e quindi inizia un percorso che va da una parte a consolidare questa alleanza che intanto si era creata come coalizione nazionale per le competenze digitali aderente alla coalizione europea, e dall'altra parte l'Italia tra l'altro era una delle poche che ancora non aveva una propria coalizione nazionale, e dall'altra parte a iniziare il percorso di elaborazione della strategia. Ovviamente
con la logica di rendere questa strategia effettivamente consistente, significativa e nazionale, quindi mettendo dentro prima di tutto i ministeri che più si interessavano al tema delle competenze digitali e poi mettendo insieme tutti quanti, a iniziare ovviamente dalle regioni. Nel percorso quindi è stato definito un comitato tecnico guida di governance, guida dell'iniziativa Repubblica Digitale e quindi anche di guida rispetto all'elaborazione della strategia nazionale, che viene approvata a luglio 2020 con decreto della ministra Pisano, ma sulla base della partecipazione attiva appunto delle varie istituzioni, amministrazioni e anche degli altri attori che sono stati coinvolti, e iniziamo a quel punto l'elaborazione del piano di attuazione, che in questa prima fase, in questa prima versione, è più che altro rivolto a mettere insieme, a raccordare le diverse iniziative in pianificazione piuttosto che già in corso all'interno delle linee di intervento della strategia. Siamo addirittura d'arrivo. Ieri abbiamo fatto questo primo evento di presentazione e la pubblicazione è attesa entro il mese di dicembre. Quindi la governance di cosa si compone? Si compone del comitato tecnico guida, come vedete ci sono diversi ministeri, alcuni di questi hanno anche il compito di coordinamento di alcune aree, di alcuni gruppi di lavoro, però abbiamo, vedete, da istruzione, università e ricerca, ovviamente pubblica amministrazione, sviluppo economico, politiche giovanili, lavoro e via di seguito. Poi c'è ovviamente tutta la parte di regioni, UPI, ANCI e anche tutta la parte del mondo dell'università, quindi c'è la CRUI, c'è anche il mondo degli enti pubblici di ricerca, c'è la RAI e dall'altra parte c'è ovviamente Confindustria Digitale e Union Camera. Con un supporto e con una partnership e con una collaborazione importante degli osservatori che intanto si sono costituiti sia nell'area privata con l'Osservatorio Competenze Digitali, sia nell'area universitaria con il CINI, piuttosto che con ad esempio l'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. E poi ovviamente il supporto costante dell'Istat e un confronto importante che abbiamo sviluppato con l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile con ASVIS. E poi c'è tutta l'area della coalizione nazionale. Ormai siamo a 170 iniziative e circa 150 organizzazioni pubbliche e private che concorrono a questa coalizione. Una di queste è appunto la Trentino School of Management. Dopodiché il lavoro di Repubblica Digitale si arricchisce dei contributi anche dei cittadini oltre che di esperti, e quindi abbiamo aperto su partecipa.gov, che è il sito delle consultazioni pubbliche e governative, una consultazizione proprio per raccogliere contributi sul piano operativo per la strategia. Abbiamo già la consultazione si conclude a fine gennaio, abbiamo già realizzato una prima fase proprio per iniziare a recepire dei contributi per questa versione del piano operativo. La coalizione nazionale già sviluppa dei numeri importanti. Se mettiamo insieme tutto ciò che è stato realizzato nel 2020, vediamo che si tratta di numeri consistenti sia a livello di formazione di studenti, sia di cittadini, sia a livello privato e pubblico, e ovviamente via via che si aggiungono le iniziative questo diventa sempre diventano dei numeri sempre maggiori. Ovviamente l'obiettivo è quello di far sviluppare sinergie, e abbiamo aperto un canale, una categoria Repubblica Digitale sul sito di Forum Italia, che è il classico, diciamo così, standard
sito per le community prima del team digitale, ora del Dipartimento Digitale, proprio per sviluppare nuove iniziative e favorire le sinergie tra le varie organizzazioni che operano sul fronte delle competenze digitali, proprio per iniziare a sviluppare nuove iniziative, ma raccordarle rispetto alla strategia che abbiamo a questo punto definito. E la strategia l'abbiamo definita su 4 assi di intervento. Il primo asse è quello dell'istruzione e della formazione superiore, e qui un ruolo importante di coordinamento hanno da un lato il Ministero dell'Istruzione e dall'altro l'Università e la Ricerca. L'asse sulla forza lavoro attiva, sia sul fronte pubblico che sul fronte privato, e quindi qui dentro ci sono tutti i temi di cui si è già accennato rispetto alle competenze digitali trasversali dei lavoratori, ma anche per le leadership. E quindi abbiamo da un lato Ministero dello Sviluppo Economico, dall'altro Ministro della Pubblica Amministrazione. L'asse 3 è caratterizzato proprio per le competenze specialistiche ICT, proprio perché abbiamo un grande ritardo di laureati e quindi anche di iscritti sulle materie ICT, ma abbiamo una carenza da ricostruire su tutto il settore, da un lato su tutto il percorso scolastico dalla primaria, e poi anche una valorizzazione sul settore ICT dal punto di vista del mondo del lavoro e mondo delle aziende, dello sviluppo. Quindi abbiamo qui un gruppo di lavoro che è coordinato insieme tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e la Ricerca. E poi il quarto asse, che invece è dedicato ai cittadini, e quindi ovviamente con un focus specifico sull'inclusione digitale, ma in generale per fare in modo che appunto le competenze digitali, come ci consiglia anche la Commissione europea, anche sul fronte delle competenze digitali avanzate, quindi sull'intelligenza artificiale piuttosto che la cultura dei dati, sia patrimonio di tutti i cittadini, e coordiniamo direttamente come Ministero. Quindi il tentativo è di fare in modo che anche tutte le iniziative che si aprono in Italia dal punto di vista sia privato, sia pubblico, sia associativo, vadano nella direzione di rafforzare e di coordinarsi intorno a questi 4 assi di intervento e rispetto alle linee di intervento che sono state definite. Per cui a luglio abbiamo definito le priorità, gli assi di intervento, le linee di intervento su cui sviluppare delle azioni, e adesso col piano operativo stiamo alla conclusione di un percorso che non solo definisce le azioni per portare a terra e concretizzare quelle linee di intervento, ma anche definire gli indicatori di risultato sulle azioni, in modo tale da avere un modello di monitoraggio che ci permetta di capire effettivamente i risultati che si ottengono, e dall'altra parte degli indicatori di impatto al 2025, obiettivi strategici che ci permettano di capire se effettivamente noi riusciamo a smuovere questa situazione di ritardo dell'Italia, e appunto ponendoci questi obiettivi ambiziosi possiamo iniziare a vedere i prossimi rapporti DESI e le prossime rilevazioni, non come si guarda una cartina, una previsione meteorologica, ma andando effettivamente a vedere se stiamo raggiungendo i risultati oppure no. La struttura del piano operativo quindi è diciamo, appoggiata e basata sulle linee di intervento della strategia nazionale. Globalmente sono state definite in questo momento circa 100 azioni, e ovviamente ciascuna azione ha i propri indicatori, e poi ci sono degli indicatori invece più generali rispetto agli obiettivi di ciascun asse, rispetto a ciascun asse di intervento. È ovviamente un piano operativo, quindi è un piano che mettiamo a terra come prima versione adesso a dicembre, però ovviamente sarà soggetto ad evoluzione, sia perché si definiscono delle nuove iniziative,
e sperabilmente anche in raccordo con gli attori che stanno in questo momento partecipando, ma dall'altra parte anche perché avremo la possibilità di poter osservare attraverso i dati se i percorsi che stiamo intraprendendo vanno bene, se devono essere integrati, modificati, arricchiti, in modo tale che quegli obiettivi strategici del 2025 noi riusciamo a raggiungerli davvero. Come esempio, diciamo, di azioni che si stanno mettendo dentro il piano operativo, vedete la tabella riassuntiva dell'asse 4 relativo ai cittadini. Qui sono state definite 20 azioni con diciamo delle aree che sono state promosse da un lato dal Ministero dell'Istruzione, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione formale degli adulti, quindi nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, con delle iniziative che vanno a far sì che le competenze digitali entrino in maniera strutturale anche nel primo livello di formazione degli adulti, e anche utilizzando piattaforme digitali. Dall'altra parte abbiamo anche degli interventi del Ministero del Lavoro per dare delle carte di credito formativo per i cittadini e per poter appunto dare una responsabilizzazione e una spinta e un'incentivazione allo sviluppo di competenze digitali. E poi ci sono delle altre iniziative che promosse dal Dipartimento, che vanno nella direzione di anche potenziare e valorizzare ciò che è stato quello che è già stato definito. E in particolare parliamo delle reti di facilitazione digitale, dei servizi di facilitazione digitale che sono diffusi in alcune regioni. Il Veneto è una di queste, poi c'è l'Umbria, l'Emilia Romagna, c'è qualcosa anche nel Lazio con i punti Roma Facile a Roma, ce ne sono anche appunto nel Friuli Venezia Giulia piuttosto che in Toscana. Ecco, sono delle reti di facilitazione digitale che sono molto importanti come struttura su cui si può basare. Concludo, l'ultima. E su questo sicuramente parleremo. Tutto si basa sul fatto che... Ti facciamo delle domande un po' più puntuali anche rispetto a delle azioni specifiche che state pensando per l'ambito della pubblica amministrazione. Grazie a Nello Iego che ci ha fatto capire come a livello di governo la strategia sullo sviluppo delle competenze digitali sarà assolutamente una strategia con 4 grandi ambiti di intervento, all'interno del quale ce n'è uno specifico per i lavoratori nell'ambito della pubblica amministrazione e del settore anche privato, ma non sono gli unici ovviamente. E vedo di nuovo collegato il dottor Angeletti, a cui ripasserei la parola perché a questo punto riproverei a fare un po'... Se lei parla, mi sembra che la regia dovrebbe riuscire a mandare le sue slide. Perfetto, grazie. Vi chiedo scusa per il precedente inconveniente, spero che adesso sia buona la seconda, diciamo così. Sì, un attimo. E provo a verificare se riesco. Se no non c'è problema, ovviamente è semplicemente per dare una traccia a chi ci sta ascoltando per seguire meglio la mia presentazione. Intanto provo a sintetizzare e andare velocissimo anche per recuperare il tempo che a causa mia si è perso, e vi chiedo nuovamente scusa. Ora, il mio intervento è focalizzato sull'attività del Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione della strategia delle competenze digitali che il dottor Iacono ha appena presentato. Quindi che cosa fa il Dipartimento della Funzione Pubblica come capofila, diciamo, per lo sviluppo delle competenze digitali nelle amministrazioni pubbliche. Avevo iniziato dicendovi che il tema è evidentemente
fondamentale per tutte le politiche pubbliche di innovazione, la semplificazione amministrativa, la promozione di nuove forme flessibili di lavoro, pensiamo tutti al lavoro agile ma non solo, o lo smart working che dir si voglia, e lo sviluppo delle competenze e la digitalizzazione quale fattore abilitante per le politiche di trasparenza, di partecipazione e di open door. Sono tutte politiche che nel nostro paese sono presidiate, diciamo, da anni, ma che hanno oggettivamente fatto registrare una forte accelerazione nel corso del 2020 a causa dell'emergenza Covid, ovviamente. Se possiamo passare alla slide 3, focalizzerei l'attenzione sul concetto di competenze digitali. Di quali competenze parliamo? Avevo iniziato precedentemente nel mio intervento dicendo che la mia riflessione è focalizzata prevalentemente sulla generalità dei dipendenti pubblici, cioè il target di riferimento per delle politiche di innovazione delle competenze nelle amministrazioni pubbliche sono tutti i dipendenti. Le competenze digitali sono rilevabili sotto profili diversi, ci sono sicuramente le competenze manageriali di leadership di chi svolge nell'amministrazione un ruolo chiave di promotore dell'innovazione, ma ci sono le competenze di base e le competenze complementari dei dipendenti pubblici che attengono alla capacità di utilizzare con efficacia gli strumenti tecnologici e le innovazioni digitali che tutti noi siamo chiamati ad impiegare nel lavoro quotidiano. Quindi il nostro target è l'universalità dei dipendenti pubblici, non può essere diversamente se vogliamo compiere, diciamo, un passo avanti nel rafforzamento delle competenze ma anche della capacità amministrativa. La situazione di partenza ed è la slide successiva, tutti noi la conosciamo, è una situazione di debolezza delle competenze manageriali sotto alcuni profili, una debolezza che ha un'evidenza anche nella difficoltà delle amministrazioni di creare dei ruoli specifici di promozione della trasformazione digitale e della digitalizzazione. Vedasi la nomina del responsabile della transizione digitale che manca ancora in molte amministrazioni. La situazione di partenza, e vado alla slide successiva, è però fatta sì di ombre ma anche di luci, perché quando abbiamo chiesto alle amministrazioni pubbliche quali sono stati le criticità ma anche i benefici, i punti di forza e di debolezza dell'attuazione del lavoro agile nella fase emergenziale, che è stato un grande esperimento, diciamo, di sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, come vedete l'incidenza alta sull'attuazione del lavoro agile è data purtroppo, ma anche prevedibilmente, dai temi di cui noi stiamo qui trattando, e cioè carenza di strumentazione informatica, carenza o insufficienza di servizi di connettività e così via, fino ad arrivare all'ultima colonna, incidenza non altissima, però molti colleghi, molte amministrazioni pubbliche segnalano la carenza di competenze digitali dei dipendenti quale fattore di debolezza, quale elemento di debolezza della diffusione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. E allora, slide successiva, la trasformazione che noi sosteniamo come Dipartimento della Funzione Pubblica è quella di un cambiamento che abbia per destinatari tutti i dipendenti pubblici e a tutti i diversi livelli di competenze. E gli ambiti di intervento sono quelli che sono stati già individuati, evidenziati ovviamente negli interventi che mi hanno preceduto, e cioè l'acquisizione di competenti attraverso le politiche di reclutamento, di competenti dicono in materia di temi di cui noi stiamo trattando, delle competenze IT, della trasformazione digitale, ma anche la formazione e lo sviluppo di competenti tra i dipendenti nelle amministrazioni pubbliche, tra i dipendenti che lavorano e che sono già stati
risultati in passato. Questa seconda leva è quella più critica e più rilevante. Più critica perché si tratta di intervenire con una formazione mirata sulle caratteristiche e sulle competenze, sulle capacità dei dipendenti pubblici. Quella è la leva anche dal quale ci si attendono maggiori risultati, perché riguarda appunto la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici. Nell'ambito delle priorità strategiche dello sviluppo delle competenze digitali nelle amministrazioni pubbliche, vado alla slide successiva. Quindi la strategia, come ha detto il dottor Iacono, si compone al momento di 5 ambiti di intervento declinati in 17 iniziative. Io qua le riassumo solo: c'è quella del reclutamento dei dirigenti con competenze digitali trasversali, le procedure assunzionali centrate sull'accertamento delle competenze digitali, quindi non forme di reclutamento tradizionali sulle conoscenze come noi eravamo abituati, percorsi di orientamento alla carriera dei dipendenti, ma anche un'apertura alle esperienze nel mondo dell'università e della ricerca, ma anche alle esperienze delle imprese private, per pianificare, gestire, organizzare ed erogare programmi formativi mirati sullo sviluppo delle competenze digitali. Un accenno velocissimo, ma mi avvio già alla conclusione, a quello che sta facendo il Dipartimento della Funzione Pubblica. La slide successiva sintetizza, diciamo, un progetto che le caratteristiche di un progetto che per noi è di punta, che è il progetto Competenze Digitali per la PA. Qual è la filosofia di questo progetto, che è stato avviato lo scorso anno e che vogliamo diciamo, rafforzare significativamente a partire dal prossimo? La base di partenza è che va bene la figura delle leader, che è fondamentale, va bene la competenza del manager nel supporto alla trasformazione digitale, ma dietro ad ogni leader ci devono essere anche dei follower, ci devono essere cioè degli operatori che poi siano in grado di esercitare queste competenze digitali in maniera diffusa. Il progetto Competenze Digitali per la PA mira a rafforzare una cultura, a promuovere e rafforzare una cultura generale diffusa. È un progetto che si basa sull'implementazione di una piattaforma online che da un lato prevede l'assessment delle competenze individuali dei singoli, quindi è uno strumento per la rilevazione dei gap e dei fabbisogni formativi. Dall'altro offre offre un catalogo di formazione mirata per il rafforzamento delle competenze digitali. L'elemento centrale del progetto, vado alla slide successiva, è il syllabus delle competenze digitali per la PA. Il Dipartimento ha redatto, non da solo ovviamente, ma in collaborazione con gli operatori del settore, del mondo dell'università e della ricerca, di chi fa reclutamento pubblico, ha redatto un syllabus di competenze digitali per la PA, e cioè un set di conoscenze, competenze e capacità di base e specialistiche che devono essere patrimonio diffuso di tutti i dipendenti pubblici. Competenze che sono diverse dallo specialista IT, competenze che sono diverse dalle leader, che però costituiscono un fattore abilitante per un rafforzamento dell'efficacia dei processi produttivi delle amministrazioni pubbliche, e quindi competenze fondamentali anche per diciamo, un miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Ultima slide. Questo progetto ha terminato la sua fase pilota, sono state coinvolte 22 amministrazioni, attualmente abbiamo fatto un assessment di competenze di 800 dipendenti, anzi 800 dipendenti registrati e 1000 hanno fatto il test di assessment. Vogliamo partire da questa base di conoscenza, da questo strumento, per sostenere le amministrazioni pubbliche in un assessment diffuso delle competenze dei propri dipendenti. Questo è fondamentale per il lavoro agile, ma non solo, come vi dicevo, ma è fondamentale per definire un piano di intervento e di formazione mirata che
intervenga a colmare quelli che sono gli specifici gap di competenze che sono specifici per le singole persone e nelle singole amministrazioni pubbliche. Io mi fermo qua anche per non rubare spazio agli altri colleghi che intervengono e rimango a disposizione per eventuali approfondimenti. Grazie al dottor Angeletti che ci ha fatto presente l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo tema del syllabus è un tema interessante. Tra le amministrazioni sperimentatrici ci siamo anche noi come Regione Veneto proprio per valutare le iniziative a sostegno delle competenze per il lavoro agile. Ovviamente ci candidiamo, come l'abbiamo già detto, anche a mettere a disposizione un po' di tutto il territorio e dei soggetti che fanno parte della coalizione. Passerei adesso la parola a Paola Borz, direttore del Trentino School of Management. Buongiorno Paola. Buongiorno Luca. E come è stata prima anche evocata dall'intervento di Nello Iacono, è tra le esperienze più significative sul tema dello sviluppo delle competenze in ambito di pubblica amministrazione. Quindi chiederei prima a Paola se ci descrive un po' le finalità, la mission, perché magari il Trentino School of Management non è così conosciuto in Veneto, e poi se ci racconta un po' come loro stanno anche affrontando quelle paio di sfide che sono emerse prima, una sicuramente sul ruolo delle leadership e l'altro sul ruolo del reclutamento, sul tema del reclutamento che è un tema molto caldo. A te Paola. Va bene, grazie mille Luca e buongiorno a tutti e a tutte e grazie anche alla Regione Veneto per l'invito e soprattutto anche per quello che state facendo, perché chiaramente sono tutte sfide importanti e l'unione fa la forza, più agiamo assieme, più cose facciamo, più andiamo verso questo cambiamento e questa rivoluzione digitale tutti assieme. Io ho anche un saluto virtuale ai miei compagni di tavola rotonda, Nello Iacono e Sauro Angeletti, sperando di poterli incontrare dal vivo prima o poi, perché sarebbe veramente un piacere. Ecco, fatte queste premesse, come hai chiesto tu, in effetti vorrei presentare TSM, chi siamo. Per fare questo riprendo un po' anche le parole del vostro assessore, e in parte anche di Delfo Borgo, perché hanno parlato di sfide al cambiamento, alla modernizzazione e investire sul capitale umano. Questo è proprio quello che è TSM, perché TSM è una scommessa, una sfida nata oltre 10 anni fa nella provincia autonoma di Trento. Noi siamo una società in-house dove appunto il nostro socio di maggioranza è la provincia, ma attualmente abbiamo altri due soci che sono la Regione e l'Università degli Studi di Trento, che è nata proprio per raggiungere queste sfide, per lo sviluppo del nostro territorio. Come? Questo è detto in maniera, potrei dire, sintetica anche dalla nostra missione, che vorrei leggervi, che è quella di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro territorio attraverso la formazione permanente, l'aggiornamento e l'accrescimento diffuso delle competenze. È una sfida molto impegnativa che noi dipendenti di TSM, che siamo in parte pubblici, in parte privati, abbiamo accolto e con passione cerchiamo anche di portare avanti. Come vogliamo realizzare questa sfida e quindi lavorare sulle risorse umane a 360 gradi del nostro territorio, ascoltando il territorio, ascoltandolo, creando dei progetti, possiamo dire, customizzati, dei progetti speciali per lo stesso e nel contempo appunto cercando di portare tutte quelle competenze necessarie perché lo stesso si sviluppi e migliori, diventi sempre più competitivo. Chiaramente in questo caso la sfida del digitale, oltre ad essere una sfida per noi, diventa anche uno dei nostri compiti principali in questo momento, compito che ci è affidato in particolare dalla provincia. Allora, chiederei a Nicola di andare avanti. Con me oggi c'è anche Nicola Villa, che è il coordinatore della nostra area, unità che si occupa di progetti speciali e innovazione e che dopo interverrà in un secondo momento. Allora, come la TSM cerca di contribuire allo sviluppo del nostro territorio? Attraverso, come ho detto prima, non solo l'ascolto dello stesso, ma anche
una serie di azioni trasversali sia come attori sia come contenuti. Qui ho voluto elencare un po' quelle che sono le nostre aree di maggiore intervento, che sono diventate in questo caso a livello organizzativo delle unità all'interno di TSM e che vi possono far capire su quali ambiti noi agiamo. Prima di tutto abbiamo l'amministrazione pubblica. Noi dobbiamo pensare che il Trentino, come sapete, gode di un'autonomia speciale e i dipendenti pubblici all'80% sono dipendenti della provincia o del settore pubblico provinciale allargato. I dipendenti statali sono pochissimi. E quindi noi formiamo tutto questo settore pubblico allargato con una formazione a 360 gradi. Poi ci occupiamo proprio per lo sviluppo delle politiche del territorio, di paesaggio, di tutela del territorio, di turismo, cultura, benessere organizzativo, welfare, lavoro, montagna. Questi sono solo dei titoli, ma in realtà contengono delle azioni specifiche rivolte a 360 gradi a chi opera sul nostro territorio, proprio per quello che dicevo prima, per fornire loro le competenze per essere sempre aggiornati, per rispondere al meglio alle sfide, in particolare di questo momento di fortissimo cambiamento. Nicola, grazie. Ecco, volevo fare un affondo anche sul ruolo della formazione in riferimento in particolare al piano Next Generation EU, anche perché è un po' l'oggetto dell'incontro di oggi. L'obiettivo di questo piano è in generale un'Europa più ecologica, digitale e resiliente. Qui ho portato alcuni esempi di come noi stiamo interpretando già con azioni previste o con azioni che porteremo a compimento nel corso del prossimo anno, questi obiettivi, attraverso quali strumenti noi stiamo dando alla provincia di Trento e a tutti gli altri enti del territorio per cercare di raggiungere questi obiettivi e conseguentemente anche gli eventuali finanziamenti. Quando parliamo dell'Europa più ecologica, noi abbiamo dei percorsi formativi molto velocemente, ad esempio come tanti l'Agenda 2030, della formazione specifica sul paesaggio, la cultura del paesaggio. Sul digitale vedremo dopo un affondo specifico per il tipo di formazione che facciamo a 360 gradi e quando parliamo invece di resilienza parliamo di benessere, di key to health, quindi di sani stili di vita che stiamo proponendo attraverso dei percorsi online ai dipendenti pubblici ma in generale anche al territorio. Liberare energia per progettare il futuro, quindi sono tutti percorsi che cercano di accrescere le competenze umanistiche delle persone, le competenze trasversali per essere anche più forti e capaci di gestire questi momenti. La seconda slide, per quanto riguarda questo piano, vuole anche mettere in evidenza come il fatto di per avere e raggiungere questi risultati bisogna lavorare a 360 gradi su cittadini, imprese e pubblica amministrazione e che la formazione in questo caso svolge appunto un ruolo fondamentale perché tutte quelle che saranno le scelte conseguenti devono essere anche un po' preparate. Per prendere le scelte giuste e ottenere anche i progetti finanziati bisogna avere la conoscenza, bisogna avere il sapere e quindi in questo caso noi, come anche voi, come anche i relatori che mi hanno preceduto, sicuramente attraverso la formazione e la nostra attività cerchiamo di fornire questi strumenti. In particolare volevo farvi vedere poi come cerchiamo di supportare il management del Trentino, perché in questo caso i dirigenti e i direttori della provincia, delle società di sistema ed in generale quello che noi chiamiamo appunto il sistema provinciale allargato, chiaramente hanno in questa fase un ruolo fondamentale. Prima parlavamo appunto di leader. In generale parliamo anche di leader perché dobbiamo passare dall'idea di manager a trasformare l'idea e arrivare al leader che sono due concetti profondamente diversi. Come lo facciamo? In questo caso noi cerchiamo di fornire ai nostri dirigenti
una cassetta degli attrezzi molto trasversale. Anche qua riprendo in parte anche l'intervento del dottor Angeletti, perché il nostro modo di intendere la formazione, in particolare anche sul digitale, non è una formazione, cioè non la intendiamo solo come formazione tecnica, ma ragioniamo più come una formazione a 360 gradi, come un misto tra formazione tecnica e formazione umanistica che effettivamente aiuti a risolvere le dinamiche complesse, perché solo un tipo di formazione o solo l'altro non riescono probabilmente ad essere di completo supporto. Qui vedete alcuni dei percorsi, cioè delle macro aree di formazione che noi offriamo, in questo caso alla dirigenza pubblica e non solo trentina. E per, possiamo dire, anche un po' obbligarli a seguire questi percorsi, non solo ad esempio è stato previsto con una legge provinciale il fatto che la dirigenza pubblica deve per rimanere iscritta all'albo seguire almeno 20 ore annue, quindi diciamo 20 crediti annui di formazione, ma noi abbiamo anche creato quella che noi chiamiamo la coccarda del manager. Quindi annualmente ai dirigenti che seguono almeno 30 ore di formazione, ma come? All'interno di percorsi differenti, proprio per questa idea che abbiamo detto che la formazione deve essere completa, non può essere solo sul digitale, solo tecnica, solo giuridica, ma deve essere variegata. In questo caso appunto obblighiamo poi i manager che vogliono avere questa coccarda, questo riconoscimento finale, a frequentare all'interno del nostro piano formativo, delle offerte che proponiamo, diversi tipi di formazione e a fine anno li premiamo con un open badge che può essere, qui parliamo anche di digitale, poi utilizzato sui propri canali social, su LinkedIn o anche sui CV a livello europeo. Questo è quello che un po' stiamo facendo, una parte di quello che stiamo facendo per i manager. Perché lo facciamo? Proprio per dare loro la consapevolezza, per fornire quella lente di ingrandimento che permetta di valutare, grazie al digitale, ma anche grazie alle altre competenze che dicevo, il cambiamento che stiamo vivendo, e questo per fornire gli strumenti per cogliere le opportunità, le sfide, e in questo caso anche speriamo per cogliere i relativi finanziamenti per portare ulteriori, possiamo dire, anche vantaggi economici che in questo momento non sono male al nostro territorio. Ecco, per quanto riguarda invece molto velocemente le nuove, il reclutamento, possiamo dire che la provincia autonoma di Trento negli ultimi anni ha portato avanti un progetto chiamato Path for Young. Path è l'acronimo che noi utilizziamo per la provincia autonoma di Trento, e che ha cercato di introdurre nell'amministrazione più di 100 persone under 32, quindi con contratti di alternanza scuola-lavoro, scusate, ecco, adesso mi manca la parola, comunque con contratti appunto di inserimento lavorativo under 32. È stata una sfida molto importante per l'amministrazione. Pensiamo che l'età media è 51 anni, quindi siamo perfettamente allineati con l'età media delle singole pubbliche amministrazioni italiane. In questo caso queste persone sono con contratto di formazione e lavoro, ecco, di 2 anni, sono state formate da noi all'interno di questo progetto proprio anche sulla base di quello che abbiamo appena detto dell'idea di formazione per i manager, quindi con una formazione di oltre 150 ore per ciascuno, trasversale, dove oltre ad aver fornito loro le competenze digitali di base, abbiamo fornito anche tutte quelle competenze necessarie per entrare in una struttura, in una macchina amministrativa complessa come quella pubblica provinciale, e questo progetto sta iniziando ad avere dei risultati molto importanti. Queste persone si stanno inserendo, ormai siamo già al 3° anno, e stanno
anche grazie poi ad un lavoro con i senior chiaramente dell'amministrazione, stanno iniziando a portare quella anche necessaria idea di innovazione all'interno della nostra amministrazione. Grazie Paola del tuo intervento che è stato molto chiaro. Passerei subito la parola per un brevissimo secondo giro al tuo collaboratore Nicola Villa, proprio perché così proviamo a chiudere anche questo passaggio di questa esperienza trentina. Nicola, pochi minuti, se ci racconti poi operativamente questo percorso che avete fatto sul tema della trasformazione digitale, in che cosa consisteva? Certo, sarò rapido, quindi fondamentalmente continuo quello che vi ha un po' raccontato la dottoressa Bors quando parlava di consapevolezza, quindi parlando del digitale andare un po' a dare una consapevolezza digitale sia al nostro management che al restante personale. Come è stato detto anche in interventi precedenti, non considerando il digitale solo una questione per informatici, per tecnici, ma considerando il digitale come una delle nuove soft skill necessarie per tutti e in particolare poi per i manager con un certo taglio ovviamente di livello più alto. Qual è il nostro approccio quindi per la predisposizione di un programma formativo in ambito digitale, quindi per la trasformazione digitale? È andare a selezionare, a identificare quali che sono i nostri destinatari sui quali poi andare a costruire una formazione personalizzata. I 3 destinatari che un po' riprendono quello che è stato detto anche negli interventi precedenti sono i leader, quindi chi governa l'innovazione, il personale, la pubblica amministrazione, i cittadini e poi invece personale più tecnico che ha necessità ovviamente di una formazione più specialistica. Per ciascuna di queste, chiamiamole categorie di destinatari, andiamo ad utilizzare dei framework, dei modelli che sono già stati ovviamente sviluppati sia a livello europeo che a livello italiano, e ne abbiamo parlato anche negli interventi precedenti, che noi andiamo a modellare e a personalizzare rispetto anche al nostro contesto, al nostro territorio e ai nostri destinatari. In particolare noi andiamo a utilizzare per i leader il modello di leadership che è stato sviluppato già da qualche tempo da Agid. Per i dipendenti della pubblica amministrazione andiamo sul Digicomp europeo e sul syllabus per le competenze digitali della PA che proprio prima il dottor Angeletti ha illustrato, mentre per le competenze più tecniche andiamo su un modello di e-competence framework sempre a livello europeo. Su ciascuno di questi appunto framework siamo andati a sviluppare, stiamo e in futuro poi continueremo a sviluppare dei progetti specifici, progetti formativi specifici. In particolare nell'ambito di leadership, di leader, quindi di chi governa l'innovazione, abbiamo iniziato un ciclo di seminari, in questo caso online, visto il periodo, che abbiamo chiamato Dialoghi sul digitale, che hanno proprio l'obiettivo di andare a sensibilizzare il management sull'importanza del digitale e quindi anche il valore che ha nel lavoro di tutti i giorni. Per quanto riguarda i vice dipendenti abbiamo un progetto abbastanza importante che abbiamo iniziato nel 2018 che si chiama Io Digitale, è proprio un progetto che adesso andrò brevemente ad illustrarvi e nell'anno prossimo andremo avanti con un altro progetto su pillole formative più specifiche che abbiamo chiamato ABC Digitale. Per quanto invece riguarda le competenze più tecniche, il nostro focus è sulla metodologia per la realizzazione dei progetti. Quindi abbiamo visto anche prima nel piano Next Generation EU un grande focus è sulla gestione corretta dei finanziamenti e quindi sulla realizzazione dei progetti. Per questo motivo andiamo a proporre una formazione proprio specifica sulla gestione dei progetti. Uno di questi è ad esempio il modello PM Square che è stato fatto a livello europeo. Avevo previsto un breve video ma direi che vado avanti. Sì, grazie, purtroppo il tempo... Sarò velocissimo. Questo qui è il progetto Io Digitale, che come Dialoghi sul Digitale aderisce a Repubblica Digitale, che prima ci ha raccontato Nello Iacono, e che è composto da 5 componenti di competenze e 3 livelli di conoscenza. Quindi
i nostri dipendenti possono scegliere di svolgere tutti i corsi di un determinato livello di competenza nel corso dell'anno per raggiungere ad esempio un livello base, intermedio, avanzato, oppure specializzarsi in un particolare ambito di competenza, quindi magari voler essere dei specialisti di livello avanzato nell'ambito comunicazione e collaborazione. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo appunto utilizzato sia il Digicomp che il syllabus con le competenze digitali per la PA. Abbiamo già realizzato tutti i percorsi di livello base e di livello intermedio e l'anno prossimo andremo a completarlo col livello avanzato, rilasciando poi ai nostri partecipanti, dopo il superamento di un test di valutazione finale, un attestato appunto del livello conseguito e un open badge che appunto descrive la competenza raggiunta. Perfetto. Spero di essere rimasto un po' nei vostri tempi. Nicola, grazie mille, siamo riusciti un po' a recuperare il tempo, ti ringrazio ancora. Io proverei a chiudere facendo 2 passaggi veloci con gli altri 2 ospiti. Chiederei a Giuseppe Iacono, che so che deve lasciarci, se ci fa un'ultima battuta, secondo lui, tra le priorità che ci sta dando l'Unione Europea nell'ambito delle competenze digitali, qual è quella su cui lui vede il nostro paese più in ritardo e su quale investire le prime risorse del Next Generation Fund? Purtroppo siamo messi male, quindi dobbiamo investire su tante direzioni insieme. Diciamo che sicuramente noi dobbiamo recuperare tantissimo sulle competenze dei cittadini, perché competenze dei cittadini significa anche portare una base, diciamo, uno zoccolo importante anche per i lavoratori, anche per i dipendenti pubblici, dove le competenze digitali di base non sono ancora del tutto possedute. Quindi uno sforzo importante deve essere posto in quella direzione. E diciamo che nel piano operativo le azioni ci sono. Nel piano di ripresa e resilienza alcune di queste sono appunto poste in maniera ambiziosa e speriamo appunto che alla fine queste potranno essere presenti nel piano approvato. Grazie Nello, passerei all'ultima domanda invece al dottor Angeletti. In realtà sono 2, una arriva dal pubblico che ci chiede quando sarà attivo il sito competenzedigitali.gov.it e la seconda invece che ti farei io è, secondo te, anche perché più o meno la stessa domanda che ho fatto a Iacono, tra le priorità delle azioni che avete in cantiere, da quali partire oltre al syllabus ovviamente, per colmare il gap sullo sviluppo di competenze digitali nella pubblica amministrazione? Allora, grazie per queste domande perché sono importanti e mi consentono di fare 2 precisazioni. La prima è il progetto Competenze Digitali per la PA, è un progetto attivo, è nato nel 2018 e finanziato con i fondi del PON Governance, quindi è un progetto che sta andando avanti a prescindere, diciamo, da nuove forme di finanziamento che però saranno necessarie per consolidarlo. Il sito è già accessibile, sul sito si possono trovare dei materiali diciamo, descrittivi del progetto e delle iniziative che noi stiamo facendo. È un cantiere, un work in progress e da gennaio, quando noi consolideremo, da gennaio 2021, una piattaforma per l'assessment e per l'erogazione della formazione rivolta a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, disegneremo delle regole organizzative affinché le amministrazioni possano, tra virgolette, manifestare interesse e prenotarsi per eseguire l'assessment delle competenze dei propri dipendenti e per ammettere i propri dipendenti a della formazione mirata. Noi vorremmo davvero che questo risultato sia a disposizione di tutti i dipendenti delle amministrazioni, perché per noi è un'operazione fondamentale intanto di conoscenza. Immaginate se riusciamo a mappare lo stato dell'arte delle competenze digitali di tutti i dipendenti. Secondo poi è un'occasione per innestare una offerta formativa mirata per potenziare le competenze individuali.
Questa considerazione mi dà l'opportunità per collegarmi alla tua seconda domanda, che è questa. Ovviamente diciamo priorità di intervento. Intanto vorrei chiarire che il Dipartimento della Funzione Pubblica non è un operatore di mercato della formazione e quindi il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove metodologie e strumenti, ma poi l'offerta sarà, come posso dire, libera, nel senso che molti già operatori di mercato si sono uniformati, non dico al nostro syllabus, ma a questa operazione di mappatura delle conoscenze e delle competenze che è condivisa e stanno erogando della formazione compliant. Allo stesso modo, allo stesso tempo contiamo di utilizzare le risorse del Recovery Fund per, se riusciamo, mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche una formazione a catalogo, mi viene un termine orribile, spesata, una formazione a catalogo diciamo offerta alle singole amministrazioni erogata da università, operatori di mercato, centri di formazione che noi tra virgolette ingaggiamo. Seconda e ultima considerazione, ho posto particolarmente l'accento come i colleghi sulle competenze digitali diffuse. La fase 2 del nostro intervento attiene in verità alle competenze manageriali per la trasformazione digitale. Il primo intervento è diciamo, il rafforzamento delle competenze di tutti. Io uso sempre una battuta, tutti i giorni ci parlano di immunità di gregge, ecco, le competenze digitali della PA è un'iniziativa attraverso la quale noi vorremmo creare un'immunità di gregge digitale da parte di tutti i dipendenti pubblici. Contemporaneamente però c'è da lavorare pesantemente sul ruolo dei dirigenti, perché i dirigenti hanno una funzione di traino e di promozione. Non parlo dei dirigenti IT e dei responsabili della transizione digitale, parlo di colleghi che come me fanno un ruolo amministrativo, dirigono strutture complesse e che però utilizzano le competenze digitali come un ingrediente fondamentale per il rafforzamento di quello che fanno. Bene. Io vi ringrazio veramente, quindi quest'ultimo passaggio sul tema ovviamente dei dirigenti non tecnologici, non informatici in senso stretto è un passaggio fondamentale perché passa anche attraverso un loro coinvolgimento attivo e un loro sviluppo di competenze digitali a tutto tondo, come abbiamo visto prima, l'ammodernamento della nostra pubblica amministrazione e anche un migliore utilizzo delle risorse che arriveranno nei prossimi anni dall'Unione Europea. Quindi mi sembra che siamo arrivati alla fine di questa mattinata. Io prima di ringraziare questi compagni di viaggio vorrei ricordare che oggi pomeriggio abbiamo un incontro della nostra coalizione per le competenze digitali che inizia alle 14, all'interno del quale possiamo anche raccogliere numerosi spunti che sono stati segnalati nella chat durante questo intervento. Mi sembra che uno degli obiettivi di questa mattinata sia stato raggiunto, cioè quello di mettere a confronto esperienze diverse, di far capire che cosa succede a livello europeo, a livello nazionale e in alcune regioni a noi vicine. Secondo me c'è una grande opportunità da cogliere, questa opportunità però si coglie quando le esperienze più significative, quelle più efficaci e anche quelle più efficienti vengono condivise e l'idea da cui noi vogliamo partire, vogliamo attuare in Veneto è proprio quella di diventare un po', ovviamente assieme ad altre regioni, un po' il perno di questo ammodernamento, cercando anche di facilitare questa condivisione di esperienze attraverso ovviamente gli spazi che già esistono, il Dipartimento della Funzione Pubblica, sicuramente il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il progetto importante di Repubblica Digitale. Quindi io ringrazio ancora per la loro attiva partecipazione, per aver contribuito così attentamente al dibattito odierno, quindi il dottor Sauro Angeletti, Giuseppe Iacono, Paola Borzo e Nicola Villa. Vi ringrazio tutti, spero che sia stato utile anche per voi, ma per noi della Regione, come ha detto prima all'inizio anche per il nostro assessore, è un passaggio importante questo del confronto, perché si cresce moltissimo dal confronto e anche dalla contaminazione e sicuramente ci attiveremo per organizzare altri momenti di questo tipo sia nell'ambito della nostra coalizione, magari anche in contesti extra-regionali, Covid permettendo ovviamente, visto che uscire dalla regione mi sembra di capire che nei prossime settimane sarà più difficile. Grazie a tutti, auguro a tutti una buona giornata e ci rivediamo presto. Grazie. Grazie. Grazie, buona giornata.